Nel territorio compreso tra Aragona, Agrigento e Ioppolo si trova una vasta, desolata distesa chiamata Maccalubbe. Il nome deriva dall'arabo Maklub o forse dal saraceno Maiaruca. Le Maccalubbe si presentano come una vasta distesa, la cui estensione è di circa 1 ettaro, ricoperta da una coltre biancastra e disseminata di crepe. Qua e là il suolo poi presenta dei coni di natura vulcanica dovuti a fenomeni eruttivi che riversano fango bituminoso ed argilloso. Dal suolo scaturiscono inoltre venature d'acqua molto torbida, simile al fango, che contribuiscono alla formazione di piccoli laghetti dove la massa liquida è in continua ebollizione, dando vita a fenomeni molto caratteristici. La collina, visibile ad occhio nudo anche da molto distante, presenta quell'aspetto caratteristico che la rassomiglia ad un occhio e da cui deriva appunto il nome datogli dai contadini della zona di Occhio di Maccalubbe. Il fenomeno delle Maccalubbe, dovuto alla presenza di idrocarburi nel sottosuolo, è conosciuto da oltre 2000 anni. Plinio il Giovane ne parla nel 31esimo volume della sua Historia Naturalis e dice che i contadini del luogo usavano la sostanza oleosa delle Maccalubbe per curare la scabbia degli animali e per le lucerne in sostituzione dell'olio. Una manifestazione simile alle Maccalubbe si trova in contrada di essi in una zona raggiungibile attraverso una trazzera che si può imboccare dalla strada statale Agrigento-Palermo 4 chilometri dopo la stazione di Comitini. Questa zona viene comunemente chiamata Occhio Bianco proprio per la presenza delle Maccalubbe. Lo scrittore francese Guy de Maupassant, durante il suo viaggio compiuto in Sicilia nel 1885, visitò le Maccalubbe. Ecco cosa ne scrive. Le Maccalubbe sono una strana collina coperta di piccoli coni alti da 2 a 3 piedi che sembrano pustole, una mostruosa malattia della natura. Infatti tutti i coni lasciano scorrere fango caldo, simile ad una orribile suppurazione del suolo. Lanciano a volte delle pietre a grande altezza e rumoreggiano stranamente emettendo dei gas. Sembrano brontolare, sporchi, vergognosi piccoli vulcani lebbrosi, ascessi scoppiati. Le Maccalubbe sono un luogo misterioso. Di notte, soprattutto, quando c'è la luna piena, sembrano un paesaggio lunare. Questo mistero che emana dal luogo ha dato vita a molte leggende. Una in particolare viene raccontata dagli abitanti del luogo. Si dice che ogni 7 anni, alla mezzanotte in punto, chi faccia visita alle Maccalubbe vedrà ricomparire una città scomparsa di nome Cartagine. La città occupava il territorio dove adesso sorgono le Maccalubbe e da esse fu inghiottita. Ogni 7 anni appunto questa città risorge. Chi si trova nel luogo può prendere dalla fiera del paese tutti gli oggetti che vuole e portandoseli li vedrà tramutati in oro. Tuttavia deve stare attento a non voltarsi indietro. In questo caso verrà inghiottito con la terra. Oltre che stimolare la fantasia e dar vita a credenze popolari, le Maccalubbe tendono oggi sempre di più a diventare oggetto di studio e ad interessare le scuole. Una visita alle Maccalubbe di Aragona, una visita guidata,
Quest'oggi la stanno compiendo i ragazzi dello sperimentale scientifico di Agrigento. Sono le classi quarta A e quarta B, guidate dal professor Luigi Valenti, che adesso ci spiega qual è la ragione innanzitutto di questa visita e quali sono le cose che vi proponete di ottenere. Dunque, questa visita è stata preceduta da uno studio fatto in classe, uno studio teorico sui fenomeni pseudovulcanici che sono stati studiati dopo l'attività dei vulcani sia in Sicilia sia nel mondo. In seguito sarà, dopo questa visita, lo studio continuerà tramite l'analisi dei prelevi che sono stati effettuati in loco, precisamente prelevi di argilla, di acqua, di flora, fauna e ricerca di fossili e microfossili. Questo sarà ancora seguito poi da una relazione scritta, che è l'obiettivo che ci proponiamo, assieme probabilmente alla realizzazione di un audiovisivo. Come vedete dalle nostre immagini, i ragazzi stanno lavorando in gruppo per fare delle rilevazioni. Voi siete di quale classe? Noi della quarta B sperimentale. Ecco, state facendo delle rilevazioni in questo momento. Che risultati avete ottenuto, se si può parlare già di risultati? Ma ancora non credo si possa parlare dei risultati, perché per ora stiamo prendendo dei dati e poi li studieremo in classe con i professori, con i nostri professori. Che tipo di dati cercate di raccogliere? Ma più o meno sulla conducibilità del terreno, come già si è visto prima. Che significa conducibilità del terreno? Cioè la conducibilità elettrica del terreno, la resistenza che il terreno pone al passaggio dell'elettricità, oppure la frenosità del terreno, o i cambiamenti che ci sono dei vari vulcani, cioè come crescono, in quanto tempo, no vulcani, cioè di questi fenomeni pseudo-vulcanici. Questa visita alle Maccalube per voi è più una gita, un divertimento o una giornata di duro lavoro? No, è anche un modo di fare scuola questo, penso come tanti altri, come tante altre visite culturali. Ecco, un modo di fare scuola che presenta aspetti più entusiasmanti magari di quelli che invece presenta lo stare in classe sui libri. Non c'è dubbio, uno così ha il modo di stare in diretto contatto con la natura e vivere anche insieme ad altri. È la prima volta che voi vedete le Maccalube? Sì, per me personalmente sì, forse qualcun altro l'aveva già viste, però magari eravamo venuti qui, meglio i miei compagni, così ad osservare soltanto, invece qui siamo venuti appunto muniti di attrezzi vari per fare delle analisi, è stato più interessante senz'altro. In più i nostri professori ci hanno dato delle informazioni e quindi abbiamo scoperto cose che magari osservandole nemmeno ce ne siamo accorti. Tu stai conducendo un'analisi storica del fenomeno Maccalube. Quali elementi sei riuscito a raccogliere fino ad oggi? Ma io assieme con il mio professore e alcuni amici siamo riusciti a raccogliere diversi documenti riguardanti un po' tutte le età, da Aristotele e Platone, del quale comunque bisogna accertare l'autenticità di questi documenti e se veramente parlano del fenomeno Maccalube, ad autori fino al 1500-1600, anche se ancora comunque il grosso del lavoro è da fare, perché dobbiamo ricercare altri autori e un po' catalogare in ordine, perché soprattutto nel periodo antico fino a quello del periodo medievale c'è una grossa confusione fra i vari autori, in quanto si copiano fra di loro e fanno un po' di confusione, riportano notizie di altri, quindi le notizie sono un po' ingarbugliate, ecco. Tu stai realizzando una piantina delle Maccalube. Ecco, perché stai cercando di realizzare questo? Questo fenomeno presenta una certa instabilità. Nel corso del tempo si è visto che questi vulcani emergono e poi riscompaiono nel territorio. Ora si è fatto per la prima volta, noi stiamo effettuando questa rilevazione di questo fenomeno dei principali vulcani, che sono per lo più piccoli, ma i più grandi, per vedere se nel corso del tempo, magari tra un anno, si hanno di nuovo questi vulcani oppure se scompaiono. Una lezione di scienze fuori dal laboratorio. Che cosa presenta di più e di meglio?
Ma senza dubbio questo tipo di scuola, fuori da ogni tradizionale canone, è senza dubbio più intelligente secondo me, e risulta anche più simpatico per gli alunni, però c'è da dire che questo rendere pratico l'istruzione deve avere alle spalle una preparazione precedente, in quanto se noi non avessimo fatto uno studio preliminare prima di venire qua, ovviamente i risultati non sarebbero stati quelli che ci prefiggiamo di raggiungere.